Infatti dico, posso usare, ciao e... Sotto, mai visto quanto è bello dare quei capelli tagliati? Bello, Cristiano pare. Ma io cantai tre sorrisi. Giochiamo? Proviamo. Pronti, partenza. Ok. Possiamo andare, possiamo partire, partiamo pronti, via! Signor regista della compagnia, volevamo chiederle a che ora era l'appuntamento? Io stamattina a travagliare mi devo, signore. Non ci crederemo mai che tu eri al lavoro. Mi dispiace, male per te. Ma ci vediamo mazzate, sì o no, una volta più tutti? Vediamo. Un monologo va a fare, anche che non lo fa, non è un problema. Però la vogliamo dire una cosa al nostro pubblico. Ma Lupa Lupa Gastin, Netflix. Uomo sono io e Ed Ennio. Ed Ennio. Assolutamente. Ciao Ennio. Io non lo pago Tu sempre Ennio, sempre nel cuore Ennio. Settina domenica, frutta varia domenica, coltello domenica c'è, un punto c'è, cappellino di carta Martina l'ha preso, gadget l'abbiamo presi, le valigie usiamo quelle nostre e la canzone di Geppetto c'è. Carica 3 una canzone di cervello, la Vimmo. Signori, buon viaggio. A posto. Ciao. Ciao. Ciao Baldo. Raccontaci chi sei, che non ti conosciamo. Ciao Baldo, da grande voglio fare la velina. Una specie di essere vivente che non si capisce cos'è. Gabriele, come vanno i tempi? Insomma. Guardate il nostro bellissimo camion trasporto cavalli, questo camion. A cosa serve questo qua? Sì, dal Tu hai mangiato, io non ho mangiato, tu hai mangiato. Insomma. Bravo. No, scusa. Lieutenante Palombo. Ah, oh, dai. Ancora a beare, chi faniamo che è tardo? Siamo arrivati, ma dove visita a Nodo, manco ne conoscono. Lasciando Stefano Quisquina, c'è l'acqua fresca, la pesca. Io non essere di qua, essere straniero, però bello paese questo. Non parlare la vostra lingua qua a Santo Stefano di Quisquine. Quando dici tu? Sì, dai. Così non avete affaccato la branda. Mi scordavo il nome però. Gabriele. Baldo, Baldo, Giuseppe, Salvatore, Federico, Gabriele. Perché mi a finire nell'estate, lo cambio gigante, scendo mi sa così. La montata con sé. Cos'è? Ma cos'è? Cos'è? Adesso andiamo Dov'è lo spettacolo? a Santo Stefano. Ok, dove? Chiesa Madre. madre. Perché Santo Stefano Non c'è fuggiati pane. Comunque il programma della giornata, pani si mangia, vabbè, già possiamo va decidere bene. se volete andare adesso o no a lasciare le valigie, quello che avete. Io sono Lucilla. Oppure andare direttamente a montare cose, ma mi pare un caso. A montare cose, ma mi paro caso. Sentite l'accento La marcato finisci? stefanese. Calò voleva la ricotta. Calò, in tutto questo Calò, anche se non ce la merita, vuole la ricotta. Sta morendo con la ricotta. Arrivaro. Leggero Darione. Darione, io te lo conosco. Voi vi siete mai persi in montagna? Io sì. Sono arrivato vivo. Federico. Te Martina, Calò. Piacere Federico. Michelangelo, piacere. Allora Picciotti, come siamo combinati? In realtà vorremmo andare a montare ora stesso. In un bosco. Ok. Abbiamo anche preso per te una sorpresa. Piccio, se c'è la ricotta mi spoglio. Io vi avverto. Ti voglio spogliare. No, ma deve... Geronimo, Scusate, giratevi un attimo per fare la cosa. Allora, Dario, vuoi raccontare cosa è successo prima di arrivare qui? Stavamo imboccando la strada per arrivare sul cucuzzolo della montagna. E chi è che in cui Michelangelo mi fa da? Ma siamo passati da 18 km a 72. Ma chi è che ti ha detto? Come 72? 30 erano. Grazie Miki, grazie, abbracciamo.
Amanda, stai come siamo composti. Amma dormire, ciao. No. Allora che perché facendo così? Esce. Pesa un botto sto coso. Sa, prova, uno dice prova sa. 1, 2, 3, prova sa. Si sente questa cassa? Sa. Ci parlo Willy Coyote. No, ma non ho voluto male nessuno. Io vi vorrei mettere al centro. Allora, domanda importantissima. Dove sono le persone? Così ci serve. Oh, mi rappiare la pettella. Non se la persona. Non mi osservare che non ce la so. Ferma. Allora, questo sta chiuso così. Ma smetti! Questo sarà il battesimo di fuoco per Gabriele. Prima degli altri. Gabriele reciterà per la prima volta fuori da Campobello. Adesso cercherò in pochissime mosse di creare lo stemma di comune seconda in legno, la statuetta. Fallo vedere per favore. Questo è qui, precisamente questo pezzo di legno già racchiude la statuetta in sé. Questo è solo qualcuno che la leviga e che la intaglia perfettamente. Che non sei tu. Che non sono io. Bravo, come l'hai scoperto? Io volevo fare un po' di suspense. Io non so nemmeno com'è. Benissimo, vabbè, questo era il tutorial. Adesso, prego, fatelo voi a casa. State attenti, però sono oggetti molto affilati. Una famosissima Una sega. famosissima sega. Che serve per Vorremmo tagliare. dedicare questa sega a Giuseppe Fontana. Giuseppe, sempre nei nostri cuori. Giuseppe. E con Vabbè. questo che ci fa? Con questo tu adesso ti giri, oscuriamo. Sento già la fame. Lo vuoi vedere il paradiso? Il paradiso è bianco e si chiama ricordo. Allora, No, non siamo in montagna, non fa freddo. Siamo coperti così perché stiamo recitando. stiamo andando a teatro. Parla un po' più forte. Stiamo andando a teatro. Non ce la faccio a parlare più forte. Stiamo andando a teatro. Dovremmo ancora vestirci e sistemarci, siamo in ritardissimo. Dario bestemmia tutte le lingue e ci aspetta. E Gabriele sta male che gli fa male. Gente che ci vede Non con... abbiamo fatto niente perché ci vuole la legge. Tu Però- dici che era con prescrizione. La droga, la Signore, droga. non aiutare. Aspetta, Signore, non voglio aiutare. Signore, non aiutare, ma scansare. Ti compri una Vorrei dedicare questa messa a mio nipote Giuseppe. Giuseppe, dove sei? Gaetano, dov'è mio nipote Giuseppe? Che tutte queste cose non la mente. È un minuto di signore per controllare riesce. C'è. Maria! Il tornello vi fermata, ok? La seconda parte da tanti spazi avanti, questa no, ok? Siamo pronti finalmente, ci siamo quasi.
passando fanno l'emozione in questo momento è nessuna. Non provo niente. Io stai morendo. Veloce saluto che stiamo facendo il video. Lo carichiamo subito. Qua abbiamo fortunatamente i professionisti che ne seguono. Vai. Vai, che siamo. Funziona proprio. Quanti sono i vitamini? Di nota. Quali animali che si trovano in situazione mattutina? Pesce rosso, gatto, tartaruga. Come ce l'ho il fazzoletto? Sono bellissimo. Non mi toccare un fazzoletto. Il fazzoletto mi piace così. Ma è diventato muto perché ha un dente. Dovevano sistemare il dente e io dico, me la viene a zezzare e me lo guastaro. Anzi no, se no devo guastaro. E me lo scassaro precisamente. Ma peggio, me lo scassaro. No, ce lo ancora, ce lo sponnaro, ce lo ammazzaro, ce lo scasciaro, ce lo scosciaro. E sgozzeria, sgozzariamo. Basta. Benvenuti in questo spettacolo fatto di magia, sogni e finzioni che diventano realtà. Ce l'abbiamo fatta in 2 settimane. L'abbiamo fatta. Allora, come ci sentiamo in questo risveglio? Male. C'è qualcuno nudo? Peccato. Niente, nessun nudo. Magis. Buongiorno. Buongiorno. Io vi chiedo scuse, gioia mia, che non sono venuta. No, ma che fate? Sono le 11 del mattino del 30 dicembre. Abbiamo fatto colazione, ieri abbiamo avuto lo spettacolo. Considerazione, picciotti. Considerazione, è stato bello. È stato troppo bello, soprattutto la nottata, ci siamo divertiti tantissimo. Diventa estate così, siamo andati. Questo. Una di loro sta per partire per la guerra, capito? Una non tornerà più. Bastardi. Chi di voi andrà al fronte? Io, ma siamo Pietro, spara la cottia. Martina, com'è stato truccare? Bellissimo, come la prima volta molto bello. È vero che avevi più ansia tu degli attori che dovevano salire sul palco? Sì. Devi parlare al microfono, se no non ti sentono, capito? Come considerazione di ieri sera. Una bella serata, sono d'accordo. Mazzi, considerazioni? È stata una bella serata. Non siamo più da invitare? No, no, vabbè, non ho niente di particolare da dire, però grazie.
Va bene signori, che dirvi, è stata una bellissima esperienza, come prima uscita non c'è male. Oh, commento della mamma di Giovanni in torre. Mi pareva che vi facevo monaci, a me ci dicete le parolate.